Proseguiamo con le premiazioni, 200 stile libero esordienti a maschi, terzo e bronzo Padova Nuoto 2.14.01 Alberto Navarri. Secondo e argento in 2.12.52 Rarinantes Marostica Riccardo Zannoni. Primo posto medaglia d'oro vincitore dei 200 stile libero 2.10.49 per l'Idros Michele Malievic. (200 farfalla a maschi e blocchi, 3 le serie previste, in 1 Filippo Cola, in 2 Alessandro Zanini, in 3 Francesco Sartori, in 4 Alberto Zanardelli, in 5 Brian Bizzotto, in 6 Simone Bet, 7 Riccardo Covolo, 8 William Micillo. Proseguiamo con le premiazioni, 200 stile libero, ragazze e femmine, terza e bronzo, 2.12.89 Carlotta Tassotti, Rosà. Seconda e argento in 2.09.99 Alessandra Gnoato, Rosà. E primo posto e medaglia d'oro, vincitrice dei 200 stile libero in 2.08.84 a completare la tripletta della rappresentativa Rosà, Ludovica Zarpellon. Noi intanto torniamo alla vasca perché in acqua abbiamo la prima serie dei 200 farfalla femminili. Miglior tempo di iscrizione in quarta corsia Alessandra 90, passaggio più veloce in sesta corsia di Angelica Cappelletto 1.14.19. Al momento il miglior tempo è di Martina Cecchinato 2.56.01, vincitrice della seconda serie. Situazione ai 150 metri, Cappelletto 43.41, 90 43.95, De Feo sale in terza posizione 44.78. E dunque in sesta corsia Angelica Cappelletto, più giovane, classe 2004, portacolori della Rana Azzurra. È lei che si appresta ad andare a concludere le sue fatiche ed andare a vincere i 200 farfalla qui al meeting di Treviso. 2.40.71 Angelica Cappelletto. In seconda posizione Alessandra 90 2.45.77 e per la terza posizione Anna De Feo 2.46.79. Alla partenza la terza serie 200 farfalla esordienti a maschi.